Usiamo gli occhi del Vangelo per leggere il fenomeno della migrazione. È la provocazione lanciata dal Vescovo alla giornata mondiale celebrata a Santa Margherita Ligure. Oggi, ha spiegato, viviamo una situazione difficile a cui forse non siamo preparati. Tuttavia, accogliere non è soltanto fornire spazi o costruire alloggi, piuttosto un'apertura del cuore e assumere lo sguardo di Cristo per guardare i tanti fratelli, anche italiani, che lasciano tutto in cerca di un futuro migliore. Noi ci riferiamo al Vangelo per guardare o ci riferiamo ad altri criteri di paura, di egoismo, di rifiuto, di chiusura? Qual è il nostro occhio? È l'occhio di Gesù o l'occhio di un atteggiamento umano molto chiuso su se stesso? Intanto l'esperienza di accoglienza a Rapallo procede bene, positivo il movimento di volontari che si alternano nella struttura delle orsoline. Sono importanti due cose: prima che aiutarli a imparare prima possibile l'italiano e secondo verificare la possibilità di inserirli in qualche percorso di lavoro perché la loro giornata non sia semplicemente il trascorrere di un tempo senza un impegno. Credo che questo sia il passaggio che occorre fare perché questa accoglienza diventi sempre più corrispondente alle esigenze dei nostri fratelli che arrivano. La giornata mondiale del migrante e del rifugiato quest'anno è stata dedicata ai minorenni, vulnerabili e senza voce, oggi costretti in tante parti del mondo a vivere drammi indicibili, una realtà che ha fatto riflettere gli stranieri presenti a Santa Margherita Ligure. Questa è una cosa per me, essendo una mamma, c'è una cosa che non ci riesco a vedere perché come ci fossero i miei figli, e vedere così maltrattati, trascurati, c'è una cosa che non si può permettere.